Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio. Allora apriamo una parentesi in mezzo ai ricordi per parlare un po' di attualità, perché approfittando della sosta del campionato, poi magari lo faremo anche a novembre se vi interessa, però approfittando della sosta del campionato vediamo come sta andando un po' la prima parte di stagione in Serie A, analizzando per sommi capi, cercando di non fare un video troppo lungo, chi sale, chi scende e chi non ho ancora capito bene in che posizione si possa collocare alla fine del campionato, anche ripensando ai pronostici che avevo fatto in estate, più o meno i pronostici, insomma quello che pensavo delle squadre ad inizio campionato. Allora, intanto partiamo da chi sale, partiamo dalla testa della classifica. Salgono naturalmente Napoli e Roma, che sono in testa alla classifica, hanno vinto tutte le partite tranne una. Napoli ha perso a Milano col Milan, la Roma ha perso in casa col Torino. Devo dire sono due squadre molto diverse che non credo che lotteranno per lo stesso obiettivo fino alla fine. Napoli è una squadra tosta, una squadra quadrata che sta incontrando certamente delle difficoltà maggiori rispetto all'anno scorso, ma questo me l'aspettavo un po', sia perché quest'anno ha l'impegno europeo infrasettimanale, sia perché l'anno scorso, se il Napoli non avesse vinto lo scudetto, tutto sommato non gli sarebbe stato imputato niente. Quest'anno, partendo da grande favorita, se non vince lo scudetto pure per un punto, diranno il Napoli era la favorita e non ha vinto. La Roma sta stupendo, io devo dire che sono abbastanza stupito dalla Roma, soprattutto dal tempo brevissimo che ha impiegato Gasperini a farsi capire. Non è una Roma gasperiniana, non è l'Atalanta, non è una squadra che segna tanto, ma è una squadra che subisce zero. Ha subito un gol dal Torino, un gol dalla Fiorentina, ma subisce veramente pochissimo. È una squadra quadrata, è una squadra che secondo me in questo momento sta anche bene atleticamente, è stata abbastanza fortunata ad esempio nella trasferta di Firenze. Io non credo che la Roma lotterà per lo scudetto, credo però che sia una bella spina nel fianco per tutte le squadre che lotteranno per il quarto posto, come per esempio il Milan, che è partito malissimo perdendo con la Cremonese, ma anche in questo caso Allegri veramente è il grande protagonista dell'avvio di stagione molto positivo del Milan. Ha toccato le corde giuste, ha capito che cosa mancava, si è arrangiato anche una rosa molto corta proprio a livello numerico, però ha messo i giocatori nelle loro posizioni, ha scoperto un Luka Modric eccezionale, messo addirittura davanti alla difesa. Io ad esempio non mi aspettavo che un giocatore di 40 anni giocasse tutte le partite 90 minuti correndo per 90 minuti, è veramente un esempio per chiunque, l'ho già detto in un video precedente, per chiunque si avvicini a fare sport, qualsiasi tipo di sport, è l'esempio di come ci si allena, di come ci si impegna, di come ci si sacrifica, probabilmente di come si mangia. È l'esempio. A me poi non mi importa niente che sia arrivato a 40 anni, ci sarebbe da discutere su questo per il livello del calcio italiano attuale, però è eccezionale vedere l'esempio di un giocatore che non si è andato a prendere i miliardi dell'Arabia Saudita, ma è venuto in un campionato comunque duro come quello italiano per provare a rimanere ad alti livelli. Il Milan è una grande rivelazione di questa stagione, me l'aspettavo che andasse meglio, ovviamente avendo un allenatore, cosa che non c'era l'anno scorso, sta ottenendo dei risultati ottimi. Credevo che ci impiegasse di più a riuscirci, invece sta impiegando meno. Anche per il Milan non credo che lotterà per lo scudetto, non lo so, però è un'altra squadra che può dare fastidio a tutte. L'Inter è stata criticata tantissimo all'inizio del campionato, anche giustamente, perché ha perso delle partite inopinate, quella con la Juve prendendo 4 gol, quella con l'Udinese in casa, ma secondo me è una squadra molto più forte di quanto si creda. Chivo è un allenatore molto migliore di quello che si pensi, non è perché è un allenatore che ha allenato poco fino adesso che per forza non debba essere capace. Sta cercando di trovare la quadra, ma secondo me l'Inter è molto forte e si giocherà il campionato, vedrete, fino alla fine. E poi ragazzi, si è parlato tantissimo male di Juric, dell'Atalanta. Io ve l'avevo detto quest'estate, si è preso in considerazione troppo lo schifo dell'anno scorso di Juric, la monnezza dell'anno scorso tra Roma e Southampton.
Juric aveva fatto anche delle annate positive tra Torino, Verona, non poteva essere veramente quello che è stato l'anno scorso. Quest'anno ha preso l'Atalanta dal principio ed è una squadra quadrata come le squadre di Juric, una squadra che non prende tantissimi gol, è una squadra che sfrutta le poche occasioni che crea, che poi ad esempio Atalanta-Lecce ne ha create pure tante, quindi io credo che l'Atalanta non lotterà magari per i primissimi posti come era con Gasperini, ma sarà una squadra che otterrà risultati migliori di quello che si sia pensato in estate. E la stessa cosa il Bologna, che ogni anno parte col dubbio, ma si ripeterà, ma Orsolini farà, e fanno sempre meglio di quello che hanno fatto l'anno scorso. Bologna è una squadra che segna tanto, una squadra che ormai gioca a memoria. Se Italiano fosse un po' meno schizofrenico nella scelta delle formazioni, cambiando ogni volta giocatori così per il gusto di cambiarli, quando troverà veramente un 11 o un 12, un 13 titolare, Bologna secondo me lotterà per i piazzamenti europei. E poi io vi devo dire che a me ha sorpreso la Cremonese, che ha perso contro l'Inter ma aveva giocato benissimo, la classica squadra di Nicola, poche occasioni da gol, pochi gol subiti, squadra tosta con personalità, giocatori Baschirotto incarna perfettamente il giocatore delle squadre di Nicola. Secondo me la Cremonese avrà un calo, ma alla fine comunque lotterà per salvarsi. Mi è piaciuto il Sassuolo, che è partito a singhiozzo ma poi ha vinto 3 partite non semplicissime da vincere, e poi io ve lo dico, ha perso le ultime 2 partite, ma a me il Verona piace. Il Verona tutti gli anni parte come squadra scarsa, squadra che ha venduto tutti e ha comprato sconosciuti, squadra che retrocederà a dicembre ogni anno, pur con le sue giornate di follia in cui prende 4 gol in 20 minuti, è una squadra che lotta, che corre, che gioca. Io ho visto Verona-Sassuolo, giocate molto veloci tra i centrocampisti, tra gli attaccanti. Giovane e Orban sono 2 attaccanti che nel momento in cui inizieranno a inquadrare la porta il Verona vincerà anche le partite. Io il Verona smetto di darlo per spacciato, perché credo che si giocherà la salvezza. Chi scende è la Fiorentina, il peggior avvio nella storia della Fiorentina in Serie A dagli anni 20, credo di aver letto, dagli anni 30. Mi aspettavo molto di più da Pioli. Io non so se Pioli con lo scudetto vinto col Milan abbia pensato di essere diventato improvvisamente Guardiola, conciandosi come lui con la barba bianca, però non è così. Cioè, Pioli deve capire che la Fiorentina va fatta giocare in un certo modo, che vanno sfruttati dei giocatori in un certo modo, che Ken ha fatto tanti gol l'anno scorso perché giocava come unico riferimento d'attacco. Se gli metti degli altri a pestargli i piedi non rende nello stesso modo. La Fiorentina è molto molto deludente, ha tutte le carte in regola per migliorare, ma al momento è veramente una squadra disastrosa, come purtroppo è disastroso il Pisa. Dico purtroppo perché ho aspettato tanto per rivedere il Pisa in Serie A, è una di quelle squadre che mi mancava di rivedere in Serie A. Per il momento da Gilardino mi aspettavo quello che sta facendo Nicola con la Cremonese, squadra che segna poco ma che subisce poco. Invece il Pisa segna 0 e subisce tanto. Partita col Bologna è stato veramente un tracollo. Il Pisa, se non si sveglia, lo vedo molto male. Io vedo male anche il Lecce nonostante la vittoria di Parma, vedo male il Parma stesso discorso della Fiorentina. Pellegrino deve giocare da solo, gli devi buttare i palloni avanti e deve fare gol. E Lazio e Torino mi sembrano le solite squadre con poche ambizioni, che se iniziano a non girare finiscono col non girare. Chi non ho ancora capito è il Como, che gioca bene, ma io penso che ottenga sempre meno di quello che produce, però ha la possibilità di migliorare, ma non credo che lotterà per l'Europa, almeno quest'anno. Non ho capito il Genoa, non ho capito l'Udinese, che alterna 3 partite ottime a 3 negative. Non ho capito il Cagliari per lo stesso motivo, e sinceramente non ho capito la Juventus, perché Tudor da allenatore
di personalità, di carisma non spettacolare, la Juve mi sembra la stessa di Thiago Motta. Questo è più o meno il quadro che io faccio del primo mese, per così dire, primo mese e mezzo di campionato. A novembre magari ne faremo un altro un po' più specifico, con qualche dato in più. Ditemi che ne pensate, ditemi se siete d'accordo, ditemi chi vi ha sorpreso in positivo o in negativo, e io torno domani. Adesso vado a bere, ciao.